Ben trovato Angelo Tonelli, grazie di aver accettato questa nostra chiacchierata. Per chi non ti conoscesse, tu sei un intellettuale italiano che si occupa di grecità, ma non solo, di teatro, di letteratura antica. Hai curato una delle più importanti edizioni italiane sulla tragedia greca. Mi sembra che sia l'unica traduzione di tutte le tragedie greche esistenti, se non vado errato. Quindi sei un interprete della classicità, ecco. E noi adesso, come dire, operatori del mondo culturale, io come editore, come scrittore, tu come regista teatrale, come appunto studioso dell'antichità, facciamo parte di quegli operatori del mondo culturale che adesso si trovano con le mani legate a causa delle normative per gestire questa emergenza sanitaria. Ecco, uno dei settori più colpiti, più in modo drammatico colpiti da questa gestione è, oltre che il turismo, in primo luogo la cultura. Ecco, le domande che io, vista la stima che nutro per te, ti rivolgerei sono: ecco, come mai uno ha dei primi settori a essere legati è quello della cultura, quando molti, e spero anche tu, possono invece ritenere che dovrebbe essere il primo elemento a parlare, quello della cultura, per reagire a una crisi? Ecco, la cultura concorderai con me che deve essere il primo elemento a parlare di fronte a una crisi. Quindi come mai per gestire questa crisi hanno chiuso la bocca forse all'unico, al solo elemento che potrebbe aiutarci a superare questa crisi? Grazie per la presentazione, Emanuele. Consentimi solo due precisazioni. Una è che io non sono un intellettuale, perché per me l'intellettuale, e entriamo già poi nel vivo della discussione che proponi, rappresenta la decadenza estrema rispetto alla figura del sapiente e del filosofo sapienziale, quindi non mi ci riconosco. L'altra è che edizioni di tragedie ce ne sono, però diciamo che per ora sono in Italia, non so se in generale, il primo aver fatto sia traduzione, introduzione e commento da solo di tutte, no? Venendo alla questione che poni, il motivo per cui hanno messo così in cantina la cultura sarebbe un motivo di carattere scientistico, ovvero sia da un punto di vista entomologico, perché ci trattano come insetti. La cultura è inessenziale. Perché? Perché uno deve mangiare il pane, deve mangiare eccetera. La cultura, se la togli nella loro idea veramente riduzionista e sanitocratica, è inessenziale. Io invece ribalterei dicendo che se tu hai una forte spessore di interiorità nutrito dalla cultura e dalla sapienza, dove per sapienza intendo stati di coscienza realizzati, evoluti, illuminati, quali hanno coltivato anche i nostri grandi, tipo Parmenide, Eraclito, Empedocle, i neoplatonici, mettiamoci chi ci pare. Ecco, se hai questo spessore puoi affrontare ben radicato nel nus, cioè nel centro dell'interiorità, la fame, la malattia e qualunque avversità. Questa è la prima cosa che va ribaltata del messaggio che viene dato. Nonostante ciò, e forse proprio perché chi è ben radicato nella propria interiorità e non ha paura, o meglio, e se ha paura sa gestire la paura grazie agli strumenti dell'interiorità della cultura, fa paura, dà fastidio a chi vuole esercitare un potere su masse disanimate e private anche di questa dignità radicata nello spirito. È una bellissima risposta, Angelo. Io mi collego sulla scia di questa risposta, permettendomi di chiederti cosa ne pensi o se sei d'accordo con questa mia considerazione. Io ritengo che adesso il mondo della tecnica pretenda come di strappare un mondo soggettivo, un mondo interiore, per portarlo su quello che viene o che è misurabile. Un po' il sillogismo è che quello che non è misurabile con uno strumento non c'è. E quindi di conseguenza per la tecne siamo solo nervi e ossa, ma l'aspetto intrinseco soggettivo viene del tutto strappato via. Ecco, tu tra l'altro sei, come si diceva, cultore del mondo greco, quindi parole come tecne non ti sono assolutamente familiari. E questo tentativo di strappare via la soggettività interna, no? Per ridurci a una misura, ecco, mi viene in mente, ma sono parole di origini greche, quelle che comunque il potere imperiale usa, quelle della tecnica,
e così via. Ma immagino nel mondo della grecità, citavi prima appunto il rapporto corpo e psiche, come affrontava il mondo antico le malattie, perché ci saranno state pandemie nell'antichità, i filosofi greci avranno dato la loro risposta su come affrontare un disagio del corpo. È una questione complessa e complicata, però ci sono insomma, alcune possibilità di dare almeno un'idea. Per esempio, nel Carmide viene celebrata la superiorità, nel Carmide di Platone viene celebrata la superiorità della medicina olistica. Interessante perché ora il termine olistico sembra di fare New Age, in realtà viene nominato proprio lì nel Carmide di Platone. Dicono la differenza tra la medicina sapienziale e la medicina più razionalistica e riduzionistica è che la medicina sapienziale, quella di cui erano depositari i discepoli di Zalmoxis, a quel che dice Socrate nel Carmide, la medicina sapienziale tiene conto dell'individuo holos, quindi nella sua interezza, e che non può essere ridotta, adesso estrapoliamo noi, a nervi, muscoli, ossa. Peraltro questa è anche una scienza rudimentale rispetto ai passi che ha fatto la scienza in certe sue recentissime scoperte e ricerche, quindi la quantistica, che ha così che ha ridimensionato il concetto stesso di materia, lo ha fatto vedere come la materia sia energia, come essa sia, e che il mondo sia fatto di energia e informazione, di volontà e rappresentazione, ci potrebbe dire Schopenhauer, e quindi è tutto da rovesciare, ecco, questo postulato veramente diciamo ignorante, nel senso che ignora proprio per avidia, mancanza di consapevolezza, i dati reali della persona umana. Quindi ecco, per i greci c'erano strumenti, avevamo poi tutta la tradizione di guarigione sciamanica, di cui Empedocle è uno degli esemplari, ed era insieme scienziato per i tempi, fusicos, sapiente, sciamano e anche uomo interessato alla evoluzione dei suoi concittadini, perché era un pitagorico. Quindi è proprio, viene messa in crisi, secondo me, da questa gestione asinina, se non fosse che l'asino ha forse una maggiore, come dire, purezza rispetto a coloro che gestiscono in maniera transumanistica e sanitocratica l'emergenza attuale. Ecco, c'è da dire che è veramente una gestione che riduce in maniera anche strumentale gli individui a numeri, a quantità, e soprattutto si tende alla disanimazione, mettendo in subordine quelle che sono le ricchezze e la salute dell'interiorità, specialmente attraverso il bombardamento della paura, del terrore, che ha ridotto veramente a zombies innumerevoli persone che girano da sole in queste lande ormai desolate, con mascherine doppie, occhiali in automobile, al balcone e nei boschi, insomma. Mi è molto piaciuto, Angelo, il tuo mettere appunto questa differenza che dici che non ti reputi un intellettuale, no? La capisco bene questa precisazione anche vedendo il recente fatto di cronaca in cui c'è stato un manifesto in difesa del piano vaccinale e del ministro Speranza, un manifesto firmato un po' dall'intelligenza degli intellettuali italiani con nomi possenti della cultura italiana, da sempre inseriti nel circuito, insomma, che decide che cosa è importante sapere e cosa non è importante sapere. Parlo delle firme di un Gad Lerner, di un Marco Travaglio, ma anche di un Galimberti, che senza indugio hanno firmato in difesa del programma di vaccinazione massiccio. Come sappiamo, i fatti di cronaca ci raccontano che il decreto legge firmato dal Presidente della Repubblica ha previsto un obbligo vaccinale, pena la sospensione e il ritiro dello stipendio dagli operatori sanitari che non si vaccinano. Ecco, misure che ricordano un po' tempi
precedenti agli anni 40. Ecco, questi grandi intellettuali che senza indugio hanno firmato misure, si può dire anche repressive delle libertà. Ecco, si vede un po' questa classe intellettuale, hai usato il termine asinino, sì, per fare rima direi supino. Ecco, supino a questo grosso sistema. Ecco, ma cioè, tu non sei un intellettuale, hai fatto bene a precisare, perché renderci simili, diciamo, a questo essere supini è bene prendere le distanze. Ma come mai, diciamo, questi intellettuali, queste firme non hanno il coraggio di reagire? È possibile che non si prenda atto coscienziosamente? Uomini di cultura che hanno studiato la storia umana non sono capaci di guardare al passato e vedere che queste sono misure repressive della libertà. Come ti spieghi che il mondo intellettuale è così passivo? Guarda, me lo spiego un po' perché non ha risolto in maniera, secondo me, approfondita, veramente, anche con pratiche di carattere sapienziale che c'erano nella nostra tradizione e che sono state poi silenziate in seguito, non hanno approfondito bene il rapporto con la paura e con la morte. Quindi da una parte sicuramente la mancanza di una prospettiva di tipo sapienziale sulla morte, sulla paura, fa sì che essi in buona fede magari veramente pensino che per salvarsi hanno bisogno di tutte queste regole. L'altro motivo meno nobile è che mettersi contro la vulgata mainstream sulla linfodemia, come la chiama qualcuno, in corso, significa venire oscurati dai mass media, perdere attenzione dai medesimi, perdere vendite e quindi c'è un eccessivo attaccamento al proprio ego narcisistico che impedisce loro di rischiare, e quindi hanno perso quella dignità che aveva per esempio un Zenone, che quando lo hanno scoperto insieme ad altri a cospirare contro il tiranno, quando fu interrogato perché rivelasse i nomi dei suoi compagni di rivolta, si tagliò la lingua coi denti e la sputò in faccia al tiranno. Ecco, manca questa dimensione di coraggio, ma anche di consapevolezza di quello che stiamo vivendo, perché è evidente che qui c'è una svolta, cioè quello che preoccupa non è tanto una malattia pur pericolosa, ma ce ne sono altre, quanto la gestione di tipo transumanistico della medesima, perché hanno cominciato ad attivare tutta questa serie di dispositivi, secondo me già da tempo programmati in caso di pandemia, già che ne parlavano sempre, e questi vanno in una direzione, in una trista direzione di disanimazione dei popoli, di separazione, di isolamento, e poi di governare attraverso la paura, e purtroppo non c'è nemmeno un'educazione dei cittadini a gestire le paure, e ne sono caduti in balia. Quindi è tutto viene a galla un nodo irrisolto della civiltà, cioè il rapporto tra cittadini e paura, cittadini e potere, ma anche proprio la mancanza di strumenti diffusi di carattere sapienziale o filosofico sapienziale che consentano di salvaguardare la propria dignità e interiorità, e quindi questo è quel che accade, secondo me. Bellissimo, bellissimo l'episodio di Zenone che hai citato, questo gesto Sì. eroico, sprezzante del potere che conoscevo. E mi piace quindi il tuo far leva sul fatto dell'educare, ex ducere, no? Sì. Perché spesso appunto il politico è un tecnico, è uno statista, è un uomo dell'amministrazione, e gli manca forse questo contatto, sono elementi concettuali anche forse orientali, quelli che hai menzionato. Anche orientali e pitagorici, anche nostri proprio. Ecco, da questa parte forse si può dire che almeno alcuni cittadini turbati, incerti, angosciati per la situazione, come è naturale, cerchino una qualche breccia di speranza, se non nel tecnico o nel politico, nell'uomo religioso, ovviamente a seconda della fede personale di ognuno.
E cosa è successo però? Che il mondo religioso, come è noto, si sta quasi facendo speculare della virologia, non solo il papato ha invitato ai vaccini, sospeso i viaggi e anche permesso l'uso di cellule di feti abortiti per i vaccini, ma anche guardando più a Oriente, il Dalai Lama con un gesto plateale, mediatico davanti alle telecamere si è fatto il vaccino quando sappiamo benissimo che dovrebbe rappresentare l'incarnazione di Avalokitesvara, della buddhità in terra. Come mai quando la Prajnaparamitra Sutra chiaramente segnala che il liberarsi, l'affrancarsi dalla paura è eliminare l'attaccamento, compreso l'attaccamento proprio alle paure di perdere la vita, il lavoro, gli affetti, ma come mai il Dalai Lama, che dovrebbe essere l'interprete, l'incarnazione interna di questo superamento della paura, arriva a fare questi gesti plateali? Tu, Angelo, come la vedi? Come mai anche i rappresentanti del mondo religioso sono uniformi a tutto il sistema? Perché c'è una differenza tra il religioso istituzionale e il mistico. Il mistico è libero, il religioso fa parte di un'istituzione che ha comunque compromissioni col potere, che sia cristiano, che sia islamico, che sia buddista. Io quando ho visto la foto del Dalai Lama che becca la punturina ci ho scritto sotto sì droga, per commentare in maniera un po' anche così ironica la faccenda. E questo sì, è perché per questo legame che c'è con il potere, e poi forse anche perché certe voci che all'interno del mondo sia cristiano, ci sono i preti che sono stati sanzionati, per esempio, o anche orientale, ci sono anche lì dei monaci buddisti che si sono espressi contro questo appiattimento intorno alla vulgata sulla pandemia, sono stati sanzionati, sono stati silenziati dalle istituzioni stesse. Quindi non mi sorprende, o meglio, un po' ti dirò che mi ha sorpreso in particolare la posizione del Dalai Lama, che mi sembra perlomeno avrebbe dovuto osservare un religioso silenzio sulla questione e non fare propaganda a questi vaccini, peraltro mal sicuri, peraltro non testati a sufficienza, che espongono a rischi e che non hanno niente di un vaccino, sono delle soluzioni assolutamente provvisorie di cui cioè si fa obbligo alle persone di accettare e di dichiarare, di deresponsabilizzare chi somministra queste sostanze, anche se si sa che non sono tecnicamente veramente dei vaccini. E lì si limitano le libertà e tutto, insomma, ormai è diventato una sorta proprio di sistema compatto al quale bisogna ovviamente contrapporre la disobbedienza civile, la libertà, la serena, pacifica disobbedienza, perché se siamo ancora in qualche modo in una democrazia, adesso è il momento di far capire che non gradiamo, non siamo soddisfatti di questa gestione. Poi che abbiano addirittura appoggiato il ministro Speranza, quello addirittura patetico. Molto bella anche questa differenza fra il religioso istituzionale e il mistico di cui parlavi, doppiamente significativa quando ti richiami al valore del silenzio, perché se non erro l'etimologia di mistico, da miste, se non sbaglio, correggimi tu, è certo. legato al silenzio, quindi certo, sì, un atto più interiore e meno plateale sarebbe stato meglio. Ecco. Sì, avesse invitato a meditare per non essere schiavi né della paura né dei fantasmi complottistici né di niente. Allora da quella posizione di riconnessione con quello che i nostri occidentali chiamano nus, che gli orientali chiamano la base illuminata della mente, uno decide se vaccinarsi, se non vaccinarsi, qualunque cosa, ma non in balia di paura, di propaganda e di qualunque cosa. Che peraltro dovrebbe un po', credo, fare da filo conduttore anche la compassione come concetto comune fra il mondo cristiano e il mondo buddista, cioè il compathos, che però qua con questa gestione sembra del tutto scomparso quando vediamo
che si impongono misure che creano disagi maggiori del male che pretende di curare, perché quando chiudono i parchi, chiudono le chiese, chiudono la possibilità di fare una passeggiata, cioè l'aria aperta, le persone più fragili come i bambini, gli anziani, pagano più a momenti le norme che non il male stesso, e facendo crollare di fatto quello che è il grande fondamento delle religioni orientali e occidentali, cioè la compassione, il provare un senso di sofferenza del più debole, che qui sembra che sia scomparso, perché c'è questo concetto generale di salute pubblica che ricorda molto gli anni 30, quando per ragioni di igiene pubblica bisognava sterilizzare, confinare le persone. Purtroppo questo era il gergo delle disposizioni della polizia a Berlino negli anni 30, inutile nasconderlo, sono fatti storici. Ecco. Comunque, per dire, tu sei anche coraggioso, perché ricordiamo, per chi ci seguirà, che tu sei ideatore e organizzatore di una rassegna culturale all'Erici, giusto? Sì, sì. Mitos Logos. Quest'estate tu riproporrai, no? Questo ciclo di incontri che va avanti da anni, quindi Sì. sei sicuro che riuscirai, nonostante tutto, nonostante coprifuochi, regole? Guarda, io ho predisposto già il programma in accordo con l'amministrazione. Se ci fosse, io credo che questo coprifuoco verrà comunque spostato più avanti come orario, già è ridicolo che ci sia, ma comunque in ogni caso verrà spostato più tardi nella notte, quindi in ogni caso anticiperei gli incontri. Se non mettono ulteriori divieti, che allora rendono veramente impossibile, però renderebbero impossibile qualunque cosa. Se impedisci di fare degli incontri all'aperto, distanziati, eccetera, non si vede cos'altro tu possa non impedire. Quindi direi che tendenzialmente sono convinto che si riuscirà a farlo. Ci sarà magari da fare qualche aggiustamento, però per me è fondamentale più che mai testimoniare che la vera cosa essenziale è la spiritualità, la cultura. Al secondo posto ci stanno l'economia, la salute, eccetera, ma se tu privi l'uomo della interiorità lo hai già ucciso da vivo, e questo lasciamo volentieri che lo facciano, se ci tengono tanto, i detentori stessi del potere ormai transnazionale, e anche nelle intenzioni transumanistico, che hanno probabilmente, sono aggregati karmici in cui la questione dell'anima, della creatività, della libertà è veramente secondaria, e si sono votati ad altre priorità. Bellissime parole, Angelo, che spero che ascoltino in tanti e che prendano esempio, perché tanti forse dentro di sé hanno un po' di malcontento, vorrebbero reagire, ma non trovano figure di riferimento. E per questo ci tenevo a fare in modo che la tua voce venisse ascoltata. Io invito chiaramente chi ci segue ad approfondire il tuo pensiero, i tuoi scritti, le tue attività, e salutiamoci quindi dando, se vuoi, un'ultima pillola, un augurio. Comunque, se tu dovessi dare un messaggio alle persone che brancolano nel buio, non hanno riferimenti, e ti chiedessero: Angelo, cosa dobbiamo fare? Che cosa gli risponderesti? Ma io gli risponderei che la cosa fondamentale è centrarsi nel proprio sé profondo, in quella dimensione di cui ci parlavano i grandi della sapienza, di tutte le latitudini, longitudini, connotazioni spirituali e religiose. Centrarsi in questa dimensione, perché è lì il luogo della libertà dalla paura, dalla libertà dall'attaccamento, della libertà comunque anche rispetto alle intimidazioni del mondo esterno, e quindi far sì che si recuperi questa postazione di vicinanza alla vita e alle dinamiche sociali, ma anche contemporaneamente di distacco, che è la caratteristica della Sofia, e centrati nel profondo, di lì agire come si ritiene opportuno, ma non condizionati. Cioè, Ecco, per cui chi sente una voce dentro che gli dice di farsi il vaccino, se la faccia. Chi sente che questa cosa non è in sintonia con se stesso deve avere il diritto, la libertà, e in questo caso il coraggio di non farlo. E così via per tutte le regole, ecco, perché effettivamente siamo arrivati un po' a una deriva antropologica.
e se è questo, e ora è questo il momento di reagire, perché se si vede che i popoli sono veramente disposti a subire tutto per la paura della morte, e beh, allora siamo veramente a un passaggio irreversibile, e quindi è dovere, secondo me, di tutti gli uomini di cultura, ma di tutti, testimoniare serenamente la libertà. Certo. Angelo, spero che queste parole vengano scolpite nella memoria di chi le ascolterà. Io ti ringrazio ancora di cuore per il nostro Grazie a te, caro. e ti mando un abbraccio. Alla prossima, grazie. Ciao, Angelo. buone cose, ciao, grazie.